Lavori di manutenzione necessari, ma nonostante la chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, è stata una giornata di passione per chi doveva transitare sul ponte Darwin a Padova. Questa è la situazione di caos della mattinata, con lunghe code che dalla tangenziale si sono riversate anche agli ingressi della strada regionale 308 del Santo fin da Cadoneghe. Lavori necessari, spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Padova, Luigi Alessandro Bisato, che interessano il tratto ai confini a nord. Dalla zona nord di Padova verso la zona industriale sarà ridotto da 3 corsie a una corsia. Bisogna fare dei lavori urgenti di manutenzione del manto stradale e vanno fatti tutti in un tempo, come dire, uno dietro l'altro. Non è possibile riaprire la strada facendo. Perché? Perché bisogna fresare il manto stradale, fare un intervento per la messa di una guaina trattandosi di un impalcato che è su ferro e poi la stesa del nuovo manto stradale. I lavori, necessari per la sistemazione di uno dei nodi stradali più importanti della città di Padova, dureranno fino alla giornata di sabato. Una stagione di manutenzioni solo all'inizio, spiegato il comune, che chiede pazienza per gli inevitabili disagi.